Federica Pugliese, co-direttrice artistica del Lago Film Fest. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova edizione in arrivo? Allora, intanto siamo emozionatissime, io e Silvia Carobbio, la co-direttrice artistica, perché questa è la nostra prima edizione come direttrici artistiche. In realtà abbiamo mantenuto, diciamo, quella che è la tradizione di Lago, quindi un concorso di cortometraggi molto forte che contiene davvero quelli che per noi sono i nuovi talenti del cinema contemporaneo. Abbiamo il concorso principale, quindi il grande contenitore di cortometraggi internazionali, e abbiamo poi il concorso Triveneto, dedicato ai talenti locali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Abbiamo poi la competizione Principi per registi under 25, quindi molto giovani talenti del cinema, e abbiamo poi i concorsi Unicef per tutte le fasce d'età più giovani, quindi dalle elementari alle medie e alle superiori. Questo poi è tutto accompagnato, insomma, da laboratori per tutte queste fasce d'età. Per quanto riguarda il fuori concorso, invece, quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su due tematiche principali che ci stavano molto a cuore. La prima è quella del tema del riposo, quindi il riposo come antidoto ad una società frenetica e capitalistica nella quale stiamo sempre lavorando, quindi una riflessione sul riposo che verrà declinata attraverso incontri con un'autrice, Virginia Cafaro, che ha scritto un manifesto Pisolini. Poi abbiamo un programma di cortometraggi sempre a tema sul riposo. Abbiamo anche un'installazione di un artista che è già stata al Lago Film Fest in passato, Magali Coremans, che ci propone un'installazione immersiva sempre sul tema del riposo, e anche appunto quella che abbiamo chiamato un'area Pisolini, quindi una zona nel quale il pubblico si può rilassare, quindi all'interno di uno spazio anche molto confortevole con cuscini e materassi, nel quale ci si può fermare e riposarsi. Abbiamo poi scelto di confrontarci con un altro tema, che è quello dell'antispecismo, e quindi il rapporto con animali e altri esseri viventi al di là dello sguardo umano, quindi un programma di cortometraggi sempre rivolto alla relazione tra umani e altri esseri viventi, una conversazione con Essere Animale, che sono un'associazione di Asolo che anche loro si confrontano con questa tematica, una conversazione a riguardo sempre su animali e cinema, e molto altro. Abbiamo poi degli omaggi ad alcuni dei giurati che verranno con noi quest'anno, quindi Quy Truong Minh, un regista vietnamita, il cui film d'esordio, lungometraggio d'esordio l'anno scorso è stato a Cannes. Lui è un regista giovanissimo, infatti sarà giurato della competizione di Principi, e gli dedichiamo appunto un omaggio mostrando alcune delle sue opere. Abbiamo poi Jessica Sara Rinland, una documentarista il cui ultimo lungometraggio è stato in tantissimi festival intorno al mondo, e tra gli altri abbiamo anche Scott Barley, che è un musicista e accademico dal Galles, che farà anche una sonorizzazione live per noi. E abbiamo poi anche appunto il premio Lost, che premia la miglior colonna sonora originale per i cortometraggi. Focus sul quale ci concentriamo quest'anno è il genere del mockumentary, quindi il falso documentario. Abbiamo dedicato un focus a questa tematica perché ci sembra che sia il genere cinematografico contemporaneo più adatto a parlare la realtà in cui stiamo vivendo, quindi quella delle immagini generate con l'AI e del contenuto video generato con l'AI, che diventa sempre più realistico e sempre più difficile da distinguere dalla realtà. Che altro ti posso raccontare? Allora, Possiamo magari concludere con un augurio, un invito al Esatto. pubblico, insomma, che magari non è mai venuto al Lago Film Fest. Esatto. E per questa edizione ci auguriamo ovviamente di accogliere il pubblico che ci conosce e che ci dà fiducia ogni anno e che viene al festival con interesse, scopre
scopre i nostri contenuti, ma ci auguriamo anche di accogliere un pubblico nuovo. Lago Film Fest è sempre stato un pubblico molto internazionale, ogni anno accogliamo un sacco di registi e ospiti dal mondo internazionale, quindi insomma ci auguriamo un altro anno di successo e con un sacco di ospiti e anche di nuovo pubblico che verrà a trovarci.